Buongiorno, oggi stiamo andando a vedere Follina. Follina è un comune nella provincia di Treviso, nell'Alta Marca, oserei dire ai confini del Bellunese, e fa parte dei borghi più belli d'Italia. Dal 2021 ha anche la bandiera arancione. È un comune che si trova a 191 metri sul livello del mare e fa parte di quei borghi, piccoli borghi che a me piace tanto scoprire. Siamo in Veneto. Follina. In periodo post-glaciale era completamente ricoperta dal ghiaccio, era una zona acquitrinosa, rimangono ora solo i laghi di Revine. Ed è qui che i primi monaci benedettini tra l'anno 900 1000 furono sostituiti dal 1146 dall'ordine cistercense. Quest'ordine cercava di insediarsi il più lontano possibile dalle altre persone per evitare qualsiasi tipo di tentazione da parte dei monaci. L'abbazia comincia ad essere un punto di riferimento grazie alla sua vicinanza con il feudo di Cison, perché poco più avanti c'è Castelbrando. Follina, il suo nome deriva dai nome folloni che si utilizzavano per l'infeltrimento dei panni lana. I monaci favoriscono questo tipo di industria. Ed appunto divenne famosa per l'industria della tessitura, dei panni in lana. Mangio la trippa. Buono, buono. Un po' di prosecco di Valdobbiadene. E va giù tutto. Allora, l'esperienza all'osteria è stata interessante, sicuramente da tornarci. E il vino era veramente buono, quello della casa. Abbiamo speso una... Ragazzi, è stata la prima volta che ho mangiato le trippe in vita mia. Comunque erano veramente, veramente interessanti. Se ci venite proprio di fronte all'abbazia, merita. Non è un luogo standard. Quando si entra, da fuori è anonimo, e quando si entra è particolare perché sembra di tornare a un'epoca di 100 anni fa. Infatti a Follina troviamo molti esempi di archeologia industriale. Nel momento più fulgido dell'industria laniera vi erano più di 1000 telai.